sono state depositate le costituzioni di parte civile, però viene rinviato al 19/12/2017, quindi oggi non si fa niente. Da Roma alla cronaca di Patrizio Miatello dell'udienza per l'esame della richiesta di rinvio a giudizio degli 11 ex amministratori di Veneto Banca accusati di essere i responsabili del crack dell'Istituto di Credito Montebellunese, tutto rinviato per un difetto di notifica riguardante Vincenzo Consoli, principale imputato, e Flavio Marcolin, ex responsabile degli affari societari e legali. Ma a fare notizia è il numero di potenziali parti civili, non meno di 3.600 tra azionisti e risparmiatori di Veneto Banca, oltre a Consob, Banca Italia e associazioni di consumatori chiederanno di potersi costituire nel procedimento. Se il processo sarà o meno celebrato lo deciderà il GUP Lorenzo Ferri solo il 9 marzo. Intanto a movimentare la giornata c'è anche la lettera che il presidente della commissione d'inchiesta sul sistema bancario, Pier Ferdinando Casini, ha inviato in autotutela al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone, per segnalare la pubblicazione oggi su alcuni giornali degli elenchi dei principali debitori insolventi di Veneto Banca. Elenchi custoditi negli archivi della commissione stessa con la classificazione di riservatezza, tra loro colossi alberghieri e alimentari, ma anche ex calciatori, a cui sono stati concessi, senza poi farli rientrare, circa 4 miliardi di euro. Quanto ai piccoli risparmiatori, il presidente del coordinamento Don Torta, Andrea Arman, ha chiesto all'amministratore delegato del gruppo Intesa San Paolo, Carlo Messina, di prevedere dei momenti di incontro con associazioni e risparmiatori per spiegare le modalità di trasferimento dei contratti sia attivi che passivi e le effettive condizioni praticate dalla banca ai risparmiatori, terreno sul quale finora non ci sono stati ancora accordi.